La sicurezza della tradizione e il rischio dell'innovazione continuano a confrontarsi sul tavolo del Ministero dell'Agricoltura italiano, che saluta la novità del cambio alla sua guida. Intanto, la pesca diventa una priorità, mentre dalle montagne del Triveneto giungono due notizie. Un prosciutto nostrano conquista l'IGP e alcuni eroi realizzano la polenta più grande del mondo. Si apre con la notizia che il nuovo ministro alle politiche agricole, forestali e alimentari è Giancarlo Galan, che succede a Luca Zaia, diventato neopresidente della regione Veneto. Il ministero tiene ancora banco la questione OGM. Il governo su questa ha già preso una serie di decisioni. L'ultima è il decreto interministeriale di stop alla coltivazione di un mais OGM. Il neoministro, dal canto suo, spiega che la ricerca sugli OGM deve essere condotta per fare chiarezza. È già chiaro invece il patrimonio della collettività dei pescatori e il suo valore per l'ambiente. Pesca e acquacoltura sono priorità della mia azione di governo, ha detto Galan, per l'importanza che l'economia ittica diffusa ha su tutto il territorio nazionale. Non va dimenticato che il presidio ambientale costituito dalle collettività dei pescatori è un valore insostituibile. Intanto a Sauris festeggiano. Il prosciutto locale ha conquistato il marchio comunitario IGP, indicazione geografica protetta. Si tratta di un prodotto strettamente legato alle tradizioni culturali saurane e alla provenienza geografica degli antenati. Il prosciutto di Sauris è un prosciutto crudo salato, affumicato e stagionato per almeno 10 mesi. A fine stagionatura il prosciutto si presenta intero, con osso senza lo zampino. La cotenna ha un colore uniforme, noce dorato, con sfumature arancioni, mentre la parte magra visibile ha colore rosso scuro. La consistenza è soda ed elastica, il grasso è di colore bianco candido o bianco rosato. Il prosciutto di Sauris è riconoscibile anche grazie al suo particolare profumo delicato e al gusto dolce con una garbata nota di affumicato. La polenta più grande del mondo, invece, è stata realizzata a Feltre. È stato il nervo e la costanza di 8 maestri polentai a permettere proprio a Feltre di entrare nel Guinness dei primati, con una polenta di 1194 kg, cotta in una cagliera di oltre 1,5 metri di diametro. Il record è stato certificato da un notaio, sono stati impiegati 325 kg di farina di mais sponcio, 7 di sale e 170 litri di acqua. Feltre ha strappato così il primato al Comitato Polentari di Valle di Ledro, Trento, che aveva al suo attivo una polenta di 1029,60 kg. A promuovere la polenta feltrina sono stati i ragazzi della Consulta Giovanile. Rientriamo in questo studio ideale dedicato a Vinitaly 2010, non potevamo non andare in casa Carpenè Malvolti ed incontrare intanto il direttore Antonio Motteran, grazie della cortesia e di questa testimonianza. Direttore, perché è un momento davvero importante anche per voi. Voi che avete realizzato il sogno del Prosecco, lo avete portato nel mondo, oggi si è scritta un'altra pagina, il Prosecco è diventato quello di Conegliano Valdobbiadene di OCG. Sì, si è messo definitivamente in ordine un prodotto che ha assunto dimensioni importanti a livello internazionale grazie a un lavoro splendido che hanno fatto i viticoltori in tutti questi anni e siamo giunti a sistemare la denominazione. In quanti paesi del mondo portate il vostro vino? Noi siamo in 46 paesi attualmente. Contiamo di poter allargare ulteriormente nei prossimi 3 anni anche almeno 5 o altri 6 paesi. Naturalmente di tutta questa grande area di paesi che noi serviamo, i primi 10 sono quelli che fanno la quantità maggiore. Allora, io ringrazio Antonio Motteran, direttore di Carpenè Malvolti. Rimaniamo con Carpenè Malvolti, tra poco, anzi tra un secondo, Etile Carpenè ci parla del nuovo prodotto dell'arte spumantistica. Ed eccoci al cospetto di questo nuovo prodotto, come dicevamo, dell'arte spumantistica di Carpenè Malvolti con Etile Carpenè. Grazie per questa testimonianza e per questo racconto. Ci racconti allora questo nuovo prodotto? Ma fa parte del nostro progetto di arte spumantistica. C'è una sfida dei nostri enologi nel presentare ogni anno una novità assoluta. Quest'anno la scelta è caduta su un vitigno francese, il Petit Manseng, e devo dire che ci ha dato dei risultati insperati. C'è un vino pieno, molto profumato, aromatico, che dà una sensazione di essere amabile all'inizio, pur essendo un vino molto secco e sposandosi molto bene con molti piatti. Ecco, Petit Manseng è un vitigno che si trovava dove?
si trova in Francia e in questo caso qua è nella Francia dell'Ovest, vicino ai Pirenei. Allora, io la ringrazio davvero di questa testimonianza, grazie a Carpenè Malvolti. Noi ci fermiamo qui, ci guardiamo questo servizio di cronache trevigiane e poi linea ancora dal Vinitaly a Gloria Tessarolo. A tra poco. Fardin Macchine, la qualità assoluta per la vendita, il noleggio, l'assistenza e le riparazioni delle macchine agricole. Tante le novità di quest'anno presentate alla terza edizione del Porte Aperte, dalla macchina sfrondaradicchi ai pannelli solari, passando per la macchina scaccia roditori nocivi. Molto interesse ha destato la nuova apparecchiatura per il controllo dei componenti elettronici delle macchine agricole realizzata da Texa. Con il nostro prodotto, il prodotto offerto appunto dalla nostra azienda, la Texa, si avrà la possibilità di operare sui diversi marchi e sui diversi sistemi elettronici che nei veicoli agricoli sono montati. Fardin ha colto l'occasione da subito, ha visto nel nostro prodotto un'opportunità che possa garantire alla stessa Fardin un migliore servizio verso il proprio cliente. Da Fardin Macchine si trovano tutte le migliori marche. Per i trattori e le grandi macchine agricole spicca il marchio Claas, di cui ci parla Giovanni Darin, rivenditore Claas. Claas è sinonimo di garanzia, di qualità, è il marchio più importante nel settore delle macchine da raccolta in Europa. E da anni nella Finagione è uno dei leader incontrastati. Nei trattori è arrivato per ultimo, ha fatto investimenti importanti e diciamo che sta sfruttando le conoscenze delle macchine da raccolta e le ha portate nel settore dei trattori. Presenti anche le istituzioni. Per provincia di Treviso il presidente del Consiglio provinciale Fulvio Pettenà. Qui è giusto ricordarlo, siamo nella patria dei prodotti tipici, con il radicchio, con l'asparago, quindi queste attrezzature allievano un po' il sudore e il lavoro delle nostre generazioni che per anni hanno fatto grande questo territorio. Infine un ringraziamento dell'amministratore delegato della Fardin Macchine, Orlando Baesso. La nostra azienda, nata circa 20 anni fa, ha sempre cercato di selezionare prodotti di altissima qualità e abbiamo cercato di sviluppare un'ottima assistenza post vendita. Naturalmente siamo sempre stati affiancati da validissimi collaboratori e meccanici, grazie a tutti i nostri clienti. Fardin Macchine, la scelta sicura in agricoltura. Ed eccoci rientrati, siamo alle conclusioni di questa puntata di Cronache Trevigiane che affidiamo al direttore del Forum Spumanti d'Italia, Luca Giavi, qui con me, perché quest'anno 2010 è un forum ricchissimo di novità che faccio dire a lei, direttore. È ricchissimo di novità perché l'amministrazione comunale di Valdobbiadene ha scelto in qualche modo di dare evoluzione a quello che è un progetto nato nel 1963. La necessità, crescendo la spumantistica valdobbiadenese, imponeva di aprirsi ad altri territori e quindi è stata scelta una vetrina per il nuovo Forum Spumanti in quel di Venezia. Per cui ci sarà un evento, l'evento settembrino, dedicato al territorio e al prodotto principe del territorio con il Valdobbiadene di OCG, e ci sarà un appuntamento nel mese di ottobre a Venezia in una sede molto molto prestigiosa dove si potrà trovare il meglio della spumantistica italiana. Quindi il Forum Spumanti d'Italia si trasferisce in Laguna, ma io so che prossimamente partirà la prima tappa del Tour Vinitaly e gli spumanti italiani saranno coordinati proprio dal Forum Spumanti d'Italia. Sì, di questo devo ringraziare soprattutto il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali e Buonitalia SpA, che hanno, in collaborazione con la Fiera di Verona, ritenuto che il Forum Spumanti potesse in qualche modo far sintesi per il sistema spumantistico italiano e poterlo andare a rappresentare nel mondo al fine di offrire per tutti i diversi distretti spumantistici un'immagine volta a valorizzare le peculiarità di questo grande sistema Italia. Quindi diciamo, direttore, un 2010 che auguriamo a tutti, a tutto Spumanti Italiano. A tutto Spumanti Italiano. Ecco, Cronache Trevigiane finisce qui, appuntamento la prossima settimana, stessa ora, stesso canale. Non lasciateci, ci vedremo con tantissime novità.